È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di auto di servizio, oltre alla maxi sanzione da oltre 5.500 euro. Si tratta di un 64enne della provincia di Treviso, fermato dalla polizia locale dopo una fuga a gran velocità per le vie del centro storico di Vicenza. Tutto è successo domenica pomeriggio, quando in Contrada Vittorio Veneto gli agenti hanno notato l'uomo che guidava l'auto senza cinture di sicurezza. All'alta degli agenti si è dato alla fuga e di lì è partito l'inseguimento folle a sirene spiegate da Contrada Ponte Pusterla fino Viale Grappa e contromano in via Valleggio sul Mincio, inseguito dalla pattuglia fino in via Peschiera, quando l'uomo ha tentato una brusca manovra per cercare di sfuggire agli agenti, speronando in retromarcia l'auto di servizio. Fermato e identificato, è risultato senza patente perché revocata per violazioni al codice della strada. Oltre alla denuncia, per lui è scattata anche la sanzione per non essersi fermato all'alto, per le manovre pericolose e l'alta velocità, oltre che per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. L'uomo è stato segnalato all'autorità giudiziaria per la confisca dell'auto.